La Coldiretti di Venezia lo ha chiamato pazzo agosto e gli scherzi che riserva possono fare male agli agricoltori perché sulla base dei dati meteorologici elaborati dall'associazione, l'agosto 2020 è stato segnato fino ad ora da una media di 7 violente grandinate al giorno da nord a sud della penisola, senza contare nubifragi, trombe d'aria e bombe d'acqua, a conferma, sostengono alla Coldiretti, degli eventi meteorologici estremi provocati dai cambiamenti climatici. Abbastanza perché i coltivatori veneziani scrutino il cielo con una certa apprensione. Abbiamo tutti molto timore che arrivi una grandinata perché andrebbe a vanificare il lavoro svolto dagli agricoltori di un anno di sacrifici per arrivare al raccolto, sia per quello che riguarda la vendemmia a cui ci stiamo approntando in maniera ottimale, una vendemmia di qualità, sia per quello che riguarda l'ortofrutta, quindi con i nostri ortaggi a pieno campo o con i nostri fruttetti. L'ultima ondata di maltempo nel veneziano, che ha visto persino il passaggio, fortunatamente senza danni, di una tromba d'aria in laguna, si è tradotto a Mira con un temporale che ha provocato in campagna allagamenti che hanno rovinato la soia di secondo raccolto. La grandine invece ha lasciato il segno su colture a pieno campo come zucchine e melanzane. La pioggia ha allagato parte degli abitati di Oriago di Mira. Una precipitazione intensa nella giornata di ieri di 40 mm in meno di mezz'ora. Qui va un grande ringraziamento ai consorzi di bonifica che mantengono in sicurezza tutto il territorio, sia quello agricolo che quello cittadino. L'intensità di certi eventi a volte è però troppo forte. Gli agricoltori cercano di difendersi con reti antigrandine e con le serre coperte, ma spesso, sottolinea la Coldiretti, la furia delle tempeste è così violenta che squarcia le coperture e distrugge tutto.